ogni tanto mi sarei dovuto assentare. La mia assenza, tra parentesi, era prevista da tempo ed era nota a tutti i capigruppo, sia di maggioranza che di minoranza, ai quali era stata comunicata durante la conferenza capigruppo dedicata alla scelta della data di questo Consiglio Comunale. Dal giorno della mia elezione ho dedicato il 95% del mio tempo all'amministrazione comunale. Credo con passione e attenzione e non ho nulla da rimproverare alla mia coscienza. Durante la mia assenza mi sono sempre confrontato con gli amministratori, in particolare la scorsa settimana, quando a seguito dei noti fatti accaduti ad Imperia sono rimasto in continuo contatto con Sua Eccellenza il Prefetto, con il Vice Sindaco, con il Segretario Generale e con il Presidente del Consiglio Paolo Scaccino. Lunedì 9 dicembre, visto gli eventi, avevo individuato una possibilità di entrare in Imperia. Ho chiesto a Sua Eccellenza il Prefetto se ritenesse opportuno che rientro anticipato, ma è stato convenuto anche con il Vice Sindaco Ingegnere Zagarella che non era il caso, anche perché è noto che la tutela dell'ordine pubblico è di competenza di questore prefetto e comunque sarei giunta ad Imperia a manifestazione conclusa, vista la distanza. Quindi, a chi mi ha rimproverato, anche se non è corretto, risponderei con una domanda. In questo lasso di tempo l'amministrazione comunale, nel suo complesso, è stata autorevole? Non è stata all'altezza del compito? Non ha saputo adeguatamente gestire una situazione improvvisa e totalmente inusuale per la nostra città? Se la risposta fosse negativa, allora sì che mi si potrebbe imputare una colpa. La colpa di non aver costruito una squadra adeguata al compito che si chiede all'amministrazione comunale. Ma mi pare proprio che nessuno si sia lamentato, né si possa lamentare dell'operato di chi ha fatto dei privilegi e di quello dell'intera macchina comunale. L'uomo solo al comando non ritengo sia un bene e gli imperiesi credo sappiano bene perché. Ho sempre pensato che l'amministrazione comunale sia costituita da una squadra e credo che ciò sia stato ampiamente dimostrato in questi frenetici giorni, quando il vice sindaco, l'intera giunta, il presidente del Consiglio Comunale, il segretario generale, il comandante dei vigili urbani, i vigili urbani stessi e tutti i dipendenti comunali hanno svolto pienamente il loro compito ed osservato i loro doveri. E per questo vi ringrazio tutti di cuore e vi congratulo con voi. Colgo anche l'occasione per ringraziare Sua Eccellenza il signor Prefetto e il signor Questore, gli uomini e le donne delle forze di polizia e dei carabinieri per il loro prezioso operato volto alla tutela dell'indipendenza. Avere una squadra, una buona squadra, è una dimostrazione di assoluta democrazia e fiducia. Se non mi fossi fidato del vice sindaco ingegnere Giuseppe Zagarella, sapendo di avere necessità di assentarmi ogni tanto, o come tutte le persone di poter avere problemi magari di salute piuttosto che incidenti stradali o qualcos'altro, non lo avrei nominato vice sindaco, avrei scelto un'altra persona. Per 20 anni qua in Imperia abbiamo avuto one man band al quale bisognava chiedere il permesso per qualunque cosa, anche la più futile e la più banale. Noi abbiamo cambiato il sistema. Cari consiglieri comunali di opposizione, riconducibili a chi ha gestito la città di Imperia per 20 anni, vi dovete mettere bene in testa, che vi piaccia o no, che noi cambieremo Imperia e che il lavoro di squadra della scorsa settimana è stata una dimostrazione concreta. La mia mente non può concepire il fatto che se non c'è fisicamente il sindaco il comune si ferma. Questo concetto non esiste e non esisterà con questa amministrazione.